una super sfida dove noi come Veneto saliremo ancora una volta sul podio. Il mio è sicuramente una considerazione, capisco, molto ottimistica, però guai ci mancasse questo ottimismo e questa volontà di arrivare. Certo è vero, 1000 giorni all'inizio dei giochi, con tutte le opere che ci sono da fare, non sono pochi. Non sono ahimè neanche 1000, perché purtroppo da calendario sono 1000, ma in cantiere dovesse piovere, dovesse nevicare, ci dovesse essere ghiaccio, ahimè non si può lavorare, quindi sarebbero anche meno. E quindi è importante farsi sulle maniche, iniziare fin da subito con una progettualità che sia attenta, puntuale, che sia con una visione che sia post-Olimpiadi. Noi non dobbiamo solo spendere del denaro per le Olimpiadi, è importante investire il denaro per il post-Olimpiadi. E quando penso questo, penso anche al fatto che Cortina nel suo benessere non sta comunque crescendo. Allora i Giochi Olimpici sono un'opportunità non solo per Cortina, non solo per Belluno o non solo neanche per il Veneto, probabilmente per un Nord Italia che circoscrive questa nostra bella regione, che la vorrebbe vedere, perché questa è l'ambizione che ha, essere terza a livello europeo nel turismo, perché già quinti siamo a livello europeo e primo a livello nazionale. Vorremmo fare un qualcosa di più. E quindi, come dicevo prima, progettualità, attenzione per il futuro che deve passare attraverso l'attenzione di rendere questo territorio sempre più appetibile, un territorio appetibile per tutti, che sia nella prima cintura, nella prima periferia di Cortina, perché è ovvio che non si possono comprare case a Cortina se costano 18.000 euro al metro quadrato o se gli affitti costano di più degli stipendi. E allora probabilmente usufruendo del PNRR, usufruendo anche di parte ancora di questi bonus che possono qualificare questi tanti fabbricati che comunque vedo ancora vuoti, di questi fabbricati che comunque hanno necessità di essere riqualificati da un punto di vista energetico, perché energivori, perché ancora noi abbiamo il 70% delle nostre case nelle ultime 3 classi energetiche, e quindi sto pensando a un restauro che possa essere fuori da Cortina e che possa essere appetibile a chi? Ai nostri giovani, che desidererei che rimanessero nel nostro territorio, ma affinché questi possano rimanere è ovvio che bisogna creare loro delle opportunità di lavoro. Allora, se abbiamo anche l'opportunità di dare una casa con una certa appetibilità e un'opportunità di acquistarlo, di viverla in affitto, perché queste case di periferia possono costare meno, probabilmente non sarebbero neanche più pendolari, probabilmente i soldi che risparmierebbero nell'andare e venire tutti i giorni nella Cortina, che crea un indotto di lavoro importante, potrebbero essere risparmiati forse anche per pagare questi affitti sicuramente più appetibili. Io credo che la sfida sia importante, non dobbiamo sicuramente perderla, ce la dobbiamo mettere tutta, ciascuno di noi nei propri ruoli, con dovere, con professionalità, ma anche un po' con quell'amore che vorrei distinguesse tutti i veneti, perché probabilmente lavorando con amore tutti insieme riusciamo a fare la differenza.